Bene, buongiorno a tutti, buona domenica. Una mattina molto freddolosa di gennaio, penso che molti di noi si siano svegliati stamattina e abbiano lamentato il freddo che fa, ma ora siamo nella casa del Signore, anche se è un po' fredda, c'è il calore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Mi raccomando, salutate la persona alla vostra destra, alla vostra sinistra, la persona lontana da voi, mandate un saluto con la mano. È un'occasione che abbiamo per lodare il nostro Signore, per cantare insieme al suo nome e per ascoltare la sua parola, perché noi crediamo in una parola che trasforma i cuori, noi crediamo in un Signore che trasforma le vite e noi siamo qui perché il Signore continui la sua opera. Non siamo noi, non è il predicatore, non è la lode, è il Signore che sta conducendo la sua Chiesa. E io vi invito ad aprire le vostre Bibbie nei Salmi, al Salmo numero 40, un libro meraviglioso che il Signore ci ha dato per insegnarci a lodare. In questo Salmo 40, versetto 10, viene scritto da Davide: «Non ho nascosto la tua giustizia nel mio cuore, ho annunziato la tua fedeltà e la tua salvezza, non ho nascosto la tua benignità né la tua verità alla grande assemblea». Davide era un tipo caloroso, parlava, cantava, lodava, suonava, c'è stata una circostanza in cui ha ballato di fronte a tutti per il Signore, e questo è il cuore che noi vogliamo avere. Oggi parleremo di testimoniare il Signore alle persone e dobbiamo avere lo stesso cuore di Davide. Noi vediamo la giustizia di Dio, sappiamo quello che Dio ha fatto e non dobbiamo nasconderlo. È un tesoro che non dobbiamo mettere nascosto sotto il letto, ma è un tesoro che dobbiamo portare alto, mostrare a tutte le persone. Esattamente come dice Davide qua, non dobbiamo avere paura di testimoniare del Signore davanti alla grande assemblea. Quindi vi invito ad alzarvi in piedi, che possiamo vivere insieme un momento di lode, un momento di adorazione. La lode ci condurrà nei canti e noi possiamo affidare al nostro Signore la settimana che abbiamo passato con tutti i suoi pesi, le sue difficoltà, le sue paure, le sue ansie, e possiamo affidargli tutta la nostra gratitudine, ringraziare per quello che abbiamo, ringraziare per quello che ha fatto. Prepariamoci a cantare insieme al nostro Dio. Amen. Per chi non l'ha fatto, questo è il momento di salutare la persona che è alla tua destra, che è alla tua sinistra. Chi è a destra vada a sinistra, chi è a sinistra vada a destra, chi è in centro ha il doppio lavoro perché deve andare sia a destra che a sinistra. Amen. Che questo possa essere un momento di lodare tutti quanti assieme, di salutare. Sono sicura che qui non ci conosciamo, non tutti conoscono tutti, che possiamo avere questo momento di comunione, di cantare assieme. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia.
lo sei, così buono. Se lo sei, se lo sai, se lo sei, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che devono lodare te. Alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei, perché tu sei, perché tu sei buono tu. Ho paura, non voglio arrendermi, di non la sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, Dio, paura non avrò. So che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che hai avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Di un piccolo pastore tu hai fatto re, la mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te senza paura vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che hai avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che hai avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò dammi la fede
Padre, ti ringraziamo per questa settimana che tu ci hai dato, ti ringraziamo perché tu sei stato accanto a noi durante lo scorso anno, Padre. Ti prego che in questo anno tu possa continuare ad essere assieme a noi, Padre, che questa Chiesa possa avere te come tutto, che possiamo dare a te tutta la lode, tutta la gloria questa mattina. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare, se la puoi comprare, se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare, se la puoi contare, se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca. Una nuova storia, cantiamo?
croce morì per i miei peccati, risuscitò e vivo col Padre sta, perché egli vive in un futuro crederò, perché egli vive non temerò, ma io so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta. Quando arriverà la mia ora in cui la morte affronterò senza paura, avrò vittoria, vado alla gloria di Cristo Gesù, che col Padre sta. Perché egli vive in un futuro crederò, perché egli vive non temerò, ma io so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta. Perché vive in un futuro crederò, non temerò, ma io nelle tue mani, è nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta, perché egli vive in un futuro crederò, perché egli vive non temerò, ma io so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta. È nelle mani di Cristo Gesù, che col Padre sta. Amen. Ti ringraziamo Padre perché la nostra vita è nelle tue mani. Ti ringraziamo, ti prego che noi possiamo sentire la tua parola adesso, capirla Padre, che noi possiamo metterla in pratica, che noi possiamo portare il tuo profumo soave Padre in mezzo al mondo, nel nome santo di Gesù Padre. Amen. Potete sedervi. Amen, amen. Ok, il nostro Signore vive, amen. Questo è quello che abbiamo cantato tutti insieme,
in un futuro noi possiamo credere, possiamo avere una speranza, perché il Signore Gesù vive. È nato, è morto, è risorto, vive per sempre ed è in mezzo a noi. La parola dice che dove 2 o 3 si riuniscono nel nome di Gesù, Lui è in mezzo a loro. Chi crede che Gesù è in questa stanza in questo momento? È in questa comunità, quindi comportatevi bene perché... Molto bene, abbiamo iniziato il nuovo anno da poco e le prime prediche di quest'anno parleranno di un comandamento fondamentale di Cristo, il grande mandato, il portare il Vangelo ad ogni creatura. Questa è un'opera enorme, un'opera che va avanti su tutta la terra, che va avanti da 2000 anni ed è un'opera, come vedremo, che è il Signore che fa. Noi alle volte siamo intimiditi a portare il Vangelo alle persone, abbiamo paura perché pensiamo di doverlo portare in modo perfetto, pensiamo di essere gli unici in tutto il mondo che stanno parlando di Gesù e quindi noi diciamo no, mamma mia, non voglio, ho il peso nel mio cuore di un comandamento così grande, non riesco a farlo da solo e quindi poi vedremo che cosa dice la Bibbia al riguardo. Noi sentiamo timidezza, sentiamo imbarazzo, ogni volta che pecchiamo, ogni volta che siamo incoerenti, noi diciamo no, ma io sono un peccatore, non posso mica parlare del Vangelo. E come risultato tiriamo una zip sulla nostra bocca e non parliamo più. Sono un peccatore, non ho alcun diritto di testimoniare il Vangelo. Dopotutto io, con le mie mancanze, con la mia vita disastrata, come posso convincere le persone del Vangelo? Perché è questo il circuito mentale che noi abbiamo. E noi sappiamo che è una prospettiva sbagliata, noi non convinciamo nessuno del Vangelo, perché se io prendo uno di voi a caso e gli chiedo, secondo te Gesù, il Vangelo, è un prodotto da vendere? È un qualcosa che devo convincere le persone a comprare? Tu mi guardi e dici, no, assolutamente no. Però alle volte noi predichiamo proprio così. Noi cerchiamo di vendere Gesù, questa è Gesù, la nuova medicina, con lui la vita ti andrà bene, le tue finanze saranno a posto, non avrai più problemi, ti ameranno tutti, non avrai più malattie, ogni problema che hai puoi pregare, Dio te lo risolve in tempo reale. Ci sono intere chiese che predicano in questo modo, giusto? Se tu segui il Vangelo, la tua vita terrena qui sulla terra sarà splendida e senza problemi, no? Alle volte noi vendiamo Gesù come se fosse una pentola o un dolcificante per il caffè, diciamo prova Gesù e non potrai più farne a meno, giusto? Sembra quelle vecchie televendite che andavano negli anni '80, quelli più vecchietti se le ricorderanno, se no c'era quelli che vendevano materassi quando ero bambino io. Quindi a volte noi vendiamo Gesù in questo modo qua, ma non è questo che Dio dice dell'evangelizzazione, non è così che Dio parla del testimoniare il Vangelo. E ora vediamo insieme in Matteo capitolo 28, sono gli ultimi versetti di questo Vangelo, Matteo 28, 16, in cui Gesù ci parla di che cosa è l'evangelizzazione. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Preghiamo insieme per la parola che il Signore ci sta dando. Signore, noi ti ringraziamo per questo giorno, ti ringraziamo per questa lode che ci hai reso capaci di dare. Ti ringraziamo perché il tuo Santo Spirito è in noi, ti ringraziamo Cristo perché tu sei in mezzo alla tua Chiesa e ti ringrazio Padre perché tu hai scelto di parlare a noi attraverso della tua parola. Ti prego Signore che tu possa aprire i nostri cuori, che la tua parola possa entrare come un seme e trovare un terreno fertile Signore. Trasformaci affinché noi possiamo ricevere questa parola e essa possa cambiare la nostra vita. Questo ti chiediamo nel potente nome di Gesù. Amen. Quindi il grande mandato comincia con i discepoli che si radunano attorno a Cristo e la prima cosa che farlo è adorarlo, giusto? Nell'Antico Testamento viene detto che l'adorazione è riservata solo a Dio. Se qualcuno si mette ad adorare un idolo o una persona, quello è un peccato molto grave, solo Dio merita l'adorazione. Poi Gesù apre il suo discorso dicendo:
ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quindi in questo momento l'evangelizzazione parte dall'affermazione che Gesù è Dio. Gesù lascia che lui sia adorato dai suoi discepoli e dopodiché dice di essere onnipotente. Chi è onnipotente? Solo Dio. Quindi Gesù inizia immediatamente affermando la propria divinità e dopodiché dà i comandamenti ai discepoli. E partiamo con la domanda: che cos'è il Vangelo? Se qualcuno ti chiede che cos'è il Vangelo, sapresti rispondere a questa domanda? Il Vangelo significa buona notizia. È una buona notizia. È qualcosa che è avvenuto. È una serie di fatti storici e futuri. Questa è la bellezza del Vangelo. Non è una storia raccontata, non è una favola, non è una metafora, non è qualcosa che qualcuno si è inventato. Sono eventi storici passati e futuri e li conosciamo molto bene. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'uomo ha liberamente scelto di peccare, si è separato da Dio e Dio ha voluto rimediare a questa separazione, a questa morte spirituale dell'uomo, mandando suo figlio. Suo figlio è diventato carne per ricucire insieme Dio e l'uomo. Ha camminato tutta la vita qui sulla terra, obbedendo perfettamente al Padre. Dopodiché è andato sulla croce, si è sacrificato, pagando tutti i peccati, chiudendo quella separazione, è risorto per risorgere tutti noi con lui ed è tornato in cielo, dove adesso sta preparando un luogo per noi. E quindi abbiamo un futuro di speranza. Questo è il Vangelo. Tutto questo è stato fatto per grazia. Dio ha fatto tutto questo perché lui aveva il piacere e il desiderio di farlo. Dio ci ha creati per la sua gloria. Hai mai pensato che Dio ti ha creato perché aveva piacere di crearti? Lui voleva che tu camminassi su questa terra. Ha visto lo stato di peccato dell'umanità e ha avuto piacere di mandare suo figlio a rimediare, a dire no, questa situazione è orribile, voglio che finisca. E ha mandato Gesù per questo. Lui, per la sua sola gloria, ci chiama e ci salva. Non è per la nostra bravura e non è una ricompensa per aver scelto la religione giusta. Leggiamo Efesini capitolo 1, i versetti da 4 a 6 in cui si parla della predestinazione. Paolo scrive: in lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Dio ha stabilito prima della creazione del mondo chi sarebbe stato salvato e chi no. E a volte quando leggiamo questo concetto ci viene paura, perché noi ci chiediamo: ma io sono nei salvati o nei non salvati? Io sono nella squadra giusta o nella squadra sbagliata? E penso che molti di noi abbiamo l'ansia di camminare nella vita cristiana, di andare in chiesa, leggere la parola, pregare, camminare costantemente con la Chiesa di Cristo, morire, andare di fronte alle porte del paradiso e ci troviamo con in tasca un bigliettino rosso. No, entrano solo quelli con il bigliettino blu. Ma io sono andato in chiesa tutta la vita, ma il bigliettino di colore è sbagliato, mi dispiace, devi andare all'inferno. Abbiamo forse questa mentalità ogni tanto parlando di Cristo, parlando di Dio, ma vediamo che non è così nella parola. Nel Vangelo noi vediamo che Dio ha desiderato così fortemente la sua salvezza che si è incarnato, il Figlio si è incarnato e ha versato il suo sangue per noi. Cristo vuole la salvezza dell'intera umanità. Dio desidera che tu sia salvato e che tu vada alla sua presenza. E quando Paolo scrive della predestinazione, non lo scrive per dire: fratelli, state attenti, cercate di capire se siete salvati o meno, perché è molto importante, dovete capirlo, dovete essere salvati, fate i bravi. Il tema è: tranquillo, stai tranquillo, Dio ha voluto così tanto la tua salvezza che ha mandato suo figlio, ha deciso di salvare il cristiano prima ancora dell'inizio della creazione. Dio ci ama così tanto. Questo è il messaggio della predestinazione. Non dobbiamo capire se siamo nella squadra giusta o nella squadra sbagliata, ma dobbiamo ringraziare Dio
perché desidera con tutto il suo cuore salvarci. E la parola dice che Gesù è venuto perché chiunque creda in Lui abbia la vita eterna. Non chiunque crede in Lui e ha un bigliettino azzurro del colore giusto nella tasca. Non è così. Gesù è venuto per salvare. Non tirerà una moneta sul tuo destino eterno. Gesù desidera che tu passi questa vita terrena e l'eternità insieme a Lui. Quindi spero di aver calmato qualche ansia, perché la parola vuole che noi non abbiamo quest'ansia. La parola vuole che noi confidiamo in Cristo. Ma questo non vuol dire che Dio salva tutti arbitrariamente in base, non devi fare nulla, vivi la tua vita serena e poi Dio ti prende e ti mette in paradiso. Dio usa degli strumenti molto specifici per salvare le persone. Lo strumento che Dio ha scelto di usare è la sua parola. Dio ci salva, ci resuscita, ci rigenera per mezzo della sua parola. Romani capitolo 10, versetto 11. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso, perché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque. Ora, come invocheremo colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno obbedito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Dio trasforma e salva per mezzo della sua parola. Paolo qua dice molto chiaramente: serve un messaggero che annunci questa parola, ma è la parola che salva. Giacomo 1, versetto 18. Egli ha voluto rigenerarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. È la parola della verità che ci rigenera. La parola della verità. Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 22 e 23. Avendo purificato le anime nostre con l'obbedienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Questo per dire che non è il predicatore che salva, non è il gruppo della lode che salva, non sono io che salvo il mio vicino di casa, è il Vangelo che salva, è la parola che salva. La parola scritta ci salva perché Gesù è la parola fatta carne e noi sappiamo che la salvezza è solo in Gesù, giusto? Quindi noi non abbiamo su di noi il peso di salvare le persone, è Cristo che le salva. Cristo stesso dice che è lo Spirito Santo che convince le persone di peccato, giustizia e giudizio. Non è il predicatore, non è la persona che evangelizza in piazza, non è un post su internet, è Dio che usa tutte queste cose. E per farlo, Dio ha avuto piacere di mandare dei messaggeri imperfetti, che siamo noi. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 2. E io, fratelli, quando venni da voi, scrive Paolo, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Questo era quello che Paolo testimoniava, Gesù Cristo e la sua crocifissione. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Non è il predicatore che salva. Gesù dice che il Padre attira le persone a Lui e nessuno è salvato se prima il Padre non l'ha attirato al Figlio. E com'è che il Padre attira le persone al Figlio? Per tramite della parola.
La parola è potente, giusto? Noi crediamo che il Vangelo è potenza per salvare le persone. È questo, non siamo noi. Anche un pessimo predicatore può salvare, perché non è lui che salva, è il Vangelo. Chi qui dentro tra noi è convinto che ci sia potere nel nome di Gesù? Chi qui dentro crede che Dio è potente ed è capace di salvare le persone? Questo è il nostro Dio, un Dio potente, un Dio che salva, che ci ha dato una parola che salva. Ma se io invece, per esempio, trovo una persona che ha uno spirito maligno e dichiaro che quello spirito è mandato via nel nome di Emanuele, ma magari funziona questa cosa. Emanuele è un predicatore che mi piace, è un predicatore bravo, quindi nel nome di Emanuele io mando via questo spirito maligno. Ok, non ci piace, forse Emanuele è troppo giovane, è inesperto, serve un pezzo da 90, allora lo mandiamo via nel nome di Pastor Caio, giusto? Nel potente nome di Pastor Caio io caccio questo demone. Vi convince questa preghiera? Vi piace? Vi suona bene in bocca nel potente nome del Pastor Caio? Non ci suona bene, perché non è il predicatore il punto. Non importa chi sta predicando la parola. Può essere una persona eloquente o può essere un pessimo oratore. Può essere una persona che fa errori grammaticali, che sa a malapena la lingua, una persona veramente disastrosa, ma Dio è perfettamente capace di salvare chi desidera attraverso qualunque predicatore, pessimo o ottimo che sia. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti 13 e 14. Essi, si parla del Sinedrio, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliarono, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù e vedendo l'uomo che era stato guarito lì presente con loro, non potevano dire niente in contrario. Qua stiamo parlando di 2 pescatori. Probabilmente a quel punto non sapevano nemmeno scrivere. Questi parlano con franchezza, cioè con sincerità, con verità, di fronte all'elite religiosa e intellettuale di Israele, e questa elite resta meravigliata, perché Dio si avvale di messaggeri imperfetti per portare avanti il suo disegno. Dio è così potente che può usare persino predicatori che predicano con un cuore malvagio e sbagliato, che predicano in malafede. Filippesi 1, 15-18. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Il Vangelo è potente. Io sono sicuro che nella vostra vita voi avete incontrato, avete sentito parlare pastori e predicatori disastrosi, con vite di peccato, che hanno rubato, hanno sbagliato, forse erano adulteri, hanno fatto di tutto e di più. Ma io vi posso assicurare che il Vangelo non è così fragile che si rompe nella bocca di un peccatore, giusto? Perché se noi dobbiamo aspettare il pastore perfetto e senza macchia perché il Vangelo sia predicato bene, siamo spacciati, giusto? Nessuno di noi è perfetto, ma il Vangelo lo è. Il Vangelo è potente per salvare, anche quando viene usato per fini malvagi, anche per fini negativi. Non importa con quale intenzione tu predichi, non importa quanto male puoi farlo, il Vangelo è potente per salvare, perché è la parola scritta che testimonia della parola vivente, Cristo il Salvatore. Questo non è un invito a predicare male, per favore. Studiamo, prepariamoci, conosciamo la parola, conosciamo la grammatica, parliamo bene alle persone, ma non pensiamo che noi siamo il centro. Ah, se io sbaglio, ma se io pecco, allora il Vangelo è completamente distrutto e non porterà nessuna trasformazione nelle persone attorno a me. Non è così. Dio può trasformare comunque. Paolo scrisse le parole che abbiamo appena letto mentre era in catene, e qualche versetto prima dice che quelle catene contribuiscono al progresso del Vangelo. Ed è questa la caratteristica del Vangelo. Non è
una medicina magica che risolve la nostra vita terrena. Il Vangelo non ti porterà salute, non ti porterà ricchezza, non ti porterà la stima delle persone. Il Vangelo ti porterà persecuzione, ti porterà dolore. Gesù dice che il Vangelo è una spada che taglia le famiglie, che mette il padre contro il figlio, il marito contro la moglie, il fratello contro la sorella. Il Vangelo è divisivo, ma il Vangelo è verità, è vita, è liberazione. Il Vangelo ha preso te, che eri morto nel peccato, e questo è molto importante perché quando noi non siamo credenti, noi non siamo malati o deboli, noi siamo morti nel peccato, non abbiamo speranza di entrare in paradiso, non abbiamo speranza di andare alla presenza di Cristo, ma il Vangelo ci ha risuscitati. Cristo ci ha risuscitati insieme a Lui, è morto per noi. Questa è la potenza del Vangelo. Il Vangelo spezza le tue catene. Il Vangelo ti prende dalla morte e ti porta alla vita. Il Vangelo è potente e la tua imperfezione non è così grave da impedire al Vangelo di essere potente. Il tuo dovere, come dice Paolo, è predicare il Cristo crocifisso, Cristo che è morto ed è risorto. Devi predicare la liberazione dal peccato e dalla morte. Devi predicare un amore infinito, una gioia eterna. È questo che devi fare. Nessuno ti chiede perfezione, una coerenza totale, costante. Nessuno di noi è perfetto, ma tutto questo ci è dato in Cristo e per Cristo. Alla perfezione ci ha pensato Lui. La perfezione l'ha fatta Cristo. Tutto questo viene da Cristo. Noi siamo solo i fragili messaggeri di un messaggio perfetto e invincibile. Questo per consolarti. L'opera è già stata fatta. Ok, hai peccato nella tua vita, ne sono sicuro, ma il tuo peccato è più grande della croce di Cristo? Non è più grande. Non è più grande della sua resurrezione. Quindi parla, predica, testimonia. Ma non lo faccio bene, non importa. Tu semina. E ci pensa lo Spirito Santo a quel seme. Non avere paura della tua imperfezione, non aspettare di essere un predicatore perfetto. Testimonia Cristo, non devi annunciare io sono perfetto e io non sbaglio mai, devi annunciare Cristo è perfetto e questo non cambierà mai. Anche se la tua vita è disastrosa, anche se sbagli tante cose, anche se hai malattie, anche se hai dolori, difficoltà economiche, Cristo resta Dio, Cristo resta risorto. Amen. Torniamo a Matteo 28. Andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Matteo 28:19. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Andate, fate discepoli, battezzandoli, insegnando ad osservare. Queste sono le azioni che Gesù comanda ai suoi discepoli e a noi. Non è facoltativo, Gesù ti sta comandando di fare queste cose. Come nel tuo lavoro obbedisci al tuo capo, come nella tua casa hai obbedisci ai tuoi genitori, come obbedisci ai vigili, alle leggi, questo è un comandamento che viene da ancora più in alto, viene da Dio. Prima abbiamo visto che Gesù ha il potere su ogni cosa, l'ha detto. Lui ha il potere su ogni cosa, Gesù è onnipotente, Gesù è il re dei re, Gesù è Dio e noi gli dobbiamo obbedienza. Lui è il nostro Salvatore, Lui è andato sulla croce, è morto e risorto per noi, ci ha dato la vita sulla morte. Ha trionfato sulla morte e sul peccato. Ora noi gli apparteniamo e gli dobbiamo obbedire. E lui ci comanda di andare nel mondo e di portare il Vangelo. E come abbiamo visto prima, noi non siamo meritevoli di quel Vangelo e non l'abbiamo fatto noi. Una metafora che possiamo usare è come un medico, no? Noi stavamo morendo, eravamo in una situazione gravissima, il medico arriva, ci dà l'antibiotico, noi torniamo a stare bene, il medico ci dà un pacchetto di antibiotici, corri a quel villaggio e dallo a tutti quelli che sono ammalati. E tu prendi il tuo antibiotico e corri a questo villaggio. Sei in grado di capire quell'antibiotico? No, non sei un medico. Sapresti fare quell'antibiotico? No, non sei capace. Tu puoi solo consegnare questo antibiotico e dire, ehi,
questa cosa ti salverà dalla malattia. Questo è quello che Gesù ha fatto con noi. Ci ha salvato dalla morte in un modo che non potevamo fare da soli e ora ha detto vai e porta questo messaggio a tutti. Noi prendiamo questo messaggio di salvezza molto più grande di noi, che noi non possiamo capire, ma noi sappiamo che è un messaggio che salva, perché il Dio che ce l'ha dato salva e noi andiamo e lo portiamo. Quando hai l'opportunità di testimoniare il Vangelo, ricordati di quello che dice la parola. Non sei tu il protagonista, testimonia quello che la parola dice e poi lo Spirito ci pensa, semina la parola, testimonia che Cristo è morto e risorto, anche quando ti senti un peccatore indegno, anche se hai appena peccato, testimonia il Vangelo e poi vai a confessarti, sistema il tuo peccato, metti a posto il tuo rapporto con Dio. Non è per dire che noi possiamo tranquillamente vivere una vita di peccato, ma è per dire che il Vangelo è più grande del nostro peccato ed è il Dio che predica, non siamo noi il punto. La parola non dipende dal messaggero. L'antibiotico non diventa meno potente solo perché il messaggero è pieno di difetti, giusto? Però sappiamo anche che la nostra coerenza è molto importante. Le persone guardano come noi ci comportiamo. Le nostre azioni sante spiccano in un mondo di peccato. Quando noi parliamo con sincerità e con umiltà in un mondo che molto spesso è bugiardo e arrogante, le persone lo notano, domandano perché ti comporti così? Ma le azioni non sostituiscono la parola. Prima era scritto la salvezza viene dalla parola, non viene dal guardare un cristiano che si comporta bene. La nostra testimonianza è fondamentale, ma la salvezza viene dall'ascolto della parola. La fede viene dall'ascolto della parola. Tu ti farai notare perché ti comporterai come Cristo. Le persone ti guarderanno e saranno incuriosite e diranno ma perché ti comporti in questo modo assurdo? Ma chi te lo fa fare? Ma perché hai detto la verità quando non era conveniente? Ma perché hai aiutato quella persona che non conosci? Ma perché vai ogni domenica in chiesa invece che dormire? Ma perché hai dato via quei soldi che forse ti servivano? E lì hai l'opportunità di testimoniare il Vangelo. Semina il Vangelo, predica Cristo morto e Cristo risorto e dai questo Vangelo a tutti, a amici e nemici. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 14. Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi, non vi scomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Non sarà semplice, ci saranno situazioni difficili, ma tu ti puoi consolare sapendo che è Cristo che sta predicando. Tu hai il messaggio in mano e devi solo consegnarlo, con una vita di coerenza, con una vita di testimonianza, ma nessuno ti chiede una vita di perfezione. La vita di perfezione l'ha vissuta e la vive Cristo. Dio vuole usare la Chiesa Agape come strumento del suo Vangelo, a Treviso e nel mondo. Noi abbiamo una speranza meravigliosa, noi abbiamo la salvezza, noi abbiamo la vita, ma non perché siamo bravi, perché l'abbiamo ricevuta. E Dio ci sta chiamando a testimoniarla. Andate per tutta Treviso e fate discepoli. E questa parola è molto interessante. Che cos'è un discepolo? Non è una persona a cui io mollo il messaggio e gli dico perfetto, arrangiati, vai, vedi di capirlo e vattene per la tua strada. Un discepolo è una persona che cammina a fianco del suo maestro. Quando Dio ci dà la grazia di parlare ad una persona che è accanto a noi, nella nostra famiglia, amici, lavoro, Gesù ci comanda di camminare con questa persona. Gesù ci comanda di battezzare questa persona, di farla entrare nella Chiesa, di insegnarle tutto ciò che Cristo ha insegnato. E queste non sono cose che si possono fare in un'ora davanti a una tazza di tè. Non funziona così. Il discepolato è camminare assieme, avere un'esperienza condivisa. Quando noi condividiamo il Vangelo a una persona e Dio trasforma quella persona, perché è Dio che convince, nessuno dica io ho convinto il mio amico a diventare cristiano. Nessuno si azzardi a dirlo, è Dio che l'ha convinto. Ma poi, una volta che Dio ha toccato questa persona, Dio ci comanda di camminare
con questa persona. Si attivano tutti quei versetti rivolti ai fratelli. Ama quella persona, consolala, risollevala quando sbaglia, confortila, riprendila, prega con questa persona, sostienila. Noi abbiamo del dovere verso le persone a cui testimoniamo di Cristo. Ed è un comandamento. Non posso dire non mi va, quella persona non mi piace. Ma allo stesso modo, come per la salvezza, quest'opera non è mia e non è tua, è un'opera di Dio. Tu puoi scegliere se essere un ostacolo a Dio che vuole raggiungere quella persona o se essere uno strumento di Dio per aiutare quella persona. Ma non ti preoccupare, se Dio ha deciso di raggiungerla, che tu collabori o meno, la raggiungerà. Ma noi vogliamo essere strumenti di Dio. Possiamo essere suoi nemici, certo che possiamo, ma non è una vita ricca, non è una vita felice. Noi dobbiamo essere obbedienti, ascoltare Cristo, condividere la gioia che noi abbiamo ricevuto e darla agli altri. Quest'opera appartiene a Lui, è Lui che ci sostiene, è Lui che tiene unita la Chiesa, Lui ci insegna a perdonare e ad amare, Lui ci dà la forza di fare quello che pensavamo impossibile. Chiedete alle persone in Chiesa dopo, sono sicuro che troverete testimonianze di persone che non pensavano che mai avrebbero perdonato qualcosa e invece l'hanno perdonato, mai avrebbero amato quella persona e invece l'hanno amata. Dio è potente e sa fare cose che noi nemmeno immaginiamo. Solo in Cristo noi possiamo seguire questi comandamenti. Nessuno ti chiede perfezione. Quello che Dio ti chiede è l'umiltà di andare ai suoi piedi e di chiedergli quello che ti manca. Ti chiede di rinnegare la tua carne e di avere fiducia che Lui ti darà quello che ha promesso di darti. Per concludere questa predica, voglio farlo lanciando una sfida. La sfida non è che tu devi portare un numero minimo di persone al prossimo culto, non ti dirò di andare in piazza a testimoniare il Vangelo, non è questo. Se tu desideri farlo, se Dio ti mette nel tuo cuore di farlo, vai, assolutamente. Quello che Dio comanda, fallo. Ma la mia sfida è che tu possa pregare a Dio. E pregare a Dio in un modo molto specifico, perché noi dobbiamo avere grande rispetto per la preghiera. Dio ascolta quello che noi gli diciamo. Prega Dio di darti ciò che ti manca per essere un testimone del Vangelo. Che cos'è che ti manca? Ci sono tante cose che ci mancano. Noi siamo esseri umani, di nuovo, nessuno si aspetta perfezione da te. Nessuno si aspetta che tu sia un grande predicatore, un grande missionario. Quello che Dio si aspetta è che tu vada ai suoi piedi a chiedergli quello che ti manca. Ti manca il coraggio, ti mancano le opportunità, ti manca la fede. Magari ti manca la fede, magari tu non pensi che il Vangelo salvi. Ti è mai capitato di dire no, Signore, secondo me non ce la fai a fare questa cosa? E Dio dice, se ti manca la fede, vienmela a chiedere. La buona notizia è che tutto ciò che ti manca, Dio te lo può dare. Dio non si aspetta che tu scavi per terra e trovi la fede lì, che tu ti frusti di più, ti dici ancora più parole, sei ancora più duro con te stesso e da quella durezza nascerà la fede. La fede viene dall'ascolto della parola. La fede viene da Dio. Tutto viene da Dio. Vuoi il coraggio per predicare? Chiedilo a Dio. Ma il problema di chiedere le cose a Dio è che Lui è fedele e poi risponde. E una volta che Lui ti dà il coraggio, poi devi andare. Se tu gli chiedi, Signore, dammi l'opportunità, Lui te la metterà davanti. E lì vai, predica il Vangelo. Hai ancora paura? Fermati a pregare ancora. Signore, dammi il coraggio di testimoniare a questa persona. Hai in mente delle persone specifiche in questo momento? Persone a cui desideri condividere il Vangelo? Prega per queste persone. Prega per loro. Non sei tu che trasforma il cuore di quella persona. È Cristo per mezzo della parola. E se proprio, prima di uscire dal culto, afferra il fratello più vicino, mettilo su una sedia, è mia responsabilità, puoi dire che è colpa mia, e di prega insieme a me per questa persona. Prega per mio papà, per mia mamma, il mio vicino, il mio collega, il mio capo, il mio compagno di scuola. Preghiamo insieme. La preghiera comunitaria è efficace, fratelli. Dio non ci ha mandato da soli nel mondo, ci ha dato una chiesa. Usiamo queste opportunità che Dio ci dà, preghiamo insieme per queste persone.
Dio è fedele. E se tu non credi che Dio è fedele, è ok. Devi venire ai piedi di Cristo e dire: Signore, io non ti credo, dammi la fede per crederti. Dammi la fede per crederti. Ora invito qui il gruppo di lode per suonare, mentre preghiamo per questo. Ogni cosa viene da Dio ed è per Dio. Ogni cosa viene da Dio ed è per la gloria di Dio. Forse ci sono tante cose che ti mancano, ma Dio ti può dare tutto. E noi siamo qui per testimoniare la gloria di Dio. Non siamo qui per dire che la Chiesa Agape è grande e potente. Non siamo qui per dire che Emanuele e Pastor Caio sono predicatori eccellenti. Non siamo qui per dire io sono perfetto e bravo e non sbaglio mai nulla. Noi siamo qui per predicare Gesù Cristo morto e risorto. Siamo qui per predicare che abbiamo ricevuto una salvezza che non meritavamo e tutto il mondo può ricevere questa salvezza. Questo è il nostro dovere. E ora, con la lode che suonerà, preghiamo insieme, preghiamo il Signore che ci dia qualcosa che manca, quello che ci manca per testimoniare. Ora puoi pregare da solo, puoi pregare con la persona accanto a te, prega come desideri, prega per le persone che desideri che Gesù raggiunga nella tua vita. Tu puoi solo portare il messaggio, ma quel messaggio è Cristo. Preghiamo insieme, fratelli. Chiudiamo i nostri occhi, andiamo insieme alle persone con cui vogliamo pregare o preghiamo da soli e preghiamo il Signore che possa trasformare le nostre vite e le vite delle persone accanto a noi. Gesù Cristo, tu sei il mio Dio. Gesù Cristo, tu sei il Dio della Chiesa Agape. Signore, tu mi hai salvato. Io non meritavo di essere salvato e tu hai scelto di farlo. E tu desideri salvare le persone accanto a me. Io ho paura, Signore. Ho paura che le mie mancanze, la mia ipocrisia rovini il tuo Vangelo. Ho paura che le persone non credano in te per colpa mia. Signore, io non ti credo. Io non ho la fede per credere che il tuo Vangelo salvi. Io non credo che tu puoi trasformare le persone accanto a me. Ci sono persone che hanno un cuore ai miei occhi così duro che io penso che non sono salvabili. Io penso, Signore, che non ho le parole giuste perché le persone si salvino. Io penso, Signore, che non ho le capacità di parlare correttamente, di avere la testimonianza giusta perché la mia famiglia e i miei amici siano salvi. Signore, ti prego che tu possa darmi la fede per vedere che sei tu che salvi e non io. Signore, dammi il coraggio per superare la paura e predicare Cristo morto e risorto a chi è attorno a me. Cristo, rendi questa Chiesa unita affinché possiamo testimoniare insieme, pregare l'uno per l'altro. Rendi questa Chiesa accogliente, in modo che noi possiamo spargere il Vangelo e che tu possa attirare a te per mezzo di noi chiunque tu desideri. Perdona tutti i nostri peccati, Signore. Pulisci questa Chiesa con l'acqua della tua parola, Signore. Rendici testimoni fedeli. Trasforma i nostri cuori. E ti prego che tu possa trasformare i cuori di tutte le persone per cui stiamo pregando in questo momento. Genitori, figli, fratelli, sorelle, parenti, amici, colleghi, persone che non ci piacciono, persone che ci odiano, persone che odiamo, Signore. Trasforma tutte queste persone. Ti prego, Signore, di mettere uno spirito di coraggio in ciascuno di noi. Rinnovaci, trasformaci, non perché noi siamo perfetti, ma perché noi possiamo confidare che il tuo Vangelo salva. Rendici capaci di portare questo messaggio di salvezza e ti prego di trasformare le persone attorno a noi. È un tuo miracolo. Io non posso trasformare nessuno, ma la parola di Dio è potente da trasformare e salvare. E io credo in questo. Dai a me, Signore, a tutta la tua Chiesa, la fiducia in te e nella tua parola. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Ora ci sarà il momento di lode, delle decime, delle offerte, ed è un'occasione per donare sia finanziariamente per l'opera di Dio che per donare qualcosa del proprio cuore al Signore. Se desideri pregare ancora, stai in preghiera. Se desideri che qualcuno preghi con te, prendi quella persona e prega. Altrimenti ti invito ad alzarti e a unirti alla lode nella Chiesa. Il Signore è grande, amen. Il Signore è capace di salvare le persone attorno a te. Il Signore è capace di salvare te. Ed è il momento di dirgli: grazie Signore, grazie perché tu mi hai salvato. Lodiamo insieme al nostro Dio. Bene, bene, momento degli avvisi.
Allora, chiedo a chi sa meglio di me, mi sembra che tra 2 settimane c'è l'assemblea. Perfetto, bello avere il consiglio direttivo qua. Tra 2 settimane c'è l'assemblea, orario di convocazione mezzogiorno, immagino. all'1:30 la prima convocazione, quindi domenica 25, scusa, sono giorni difficili per me. Domenica 25 gennaio, all'1:30 prima convocazione dell'assemblea, 2 seconda convocazione. Per chi è membro della Chiesa, venite, fermatevi, l'assemblea è un momento fondamentale, siamo battisti, siamo assembleari, è imbarazzante non presentarsi, dobbiamo stare insieme, decidere cose importanti, ci sono momenti molto decisivi per la nostra Chiesa nelle assemblee, quindi mi raccomando, venite, numerosi, organizzatevi. E altri avvisi? Attendo la proiezione che mi aiuti, non vedo avvisi particolari. E Gesù è risorto, questo è l'avviso che vale ogni domenica, amen. Non so di che cosa stiano parlando. E va bene, notizia che forse è già girata altre domeniche, altre volte, e mi sposo. Ci sposiamo. Presto girerà anche un'immagine, è stata mandata in giro, so che a Belluno è arrivata, qui apparentemente no. Comunque qui avete la fonte principale, grazie. Quindi il matrimonio sarà domenica 1 febbraio, giusto? Ok. Sarà in orario occulto, sarà in questa stanza, sarà a quest'ora alle 10:30. In questo modo, se venite, non stupitevi di vedere tutto un po' diverso e tantissime persone nuove. Quindi grazie per chi ci sarà. È un'occasione molto bella, molto felice e sono emozionato. Grazie per le vostre preghiere. Venite numerosi. E altre notizie, altre cose? A maggio quando? Che è venerdì, domenica, giusto? Giovani adolescenti? Perfetto. Quindi maggio da venerdì 22 a domenica 24 per giovani adolescenti, quindi dai 14 ai 30 anni penso, ci saranno... Sì. Tra 2 settimane o tra una? Fantastico, ok, grazie. Campeggio dal 22 al 24 maggio, 22-24 giusto? Giovani adolescenti, se siete giovani adolescenti iscrivetevi, se non lo siete mi spiace, e chiedete a giovani adolescenti che conoscete di iscrivervi, per qualunque informazione chiedete a Pastor Caio, chiedete a Samuel, iscrivetevi. Dopodiché, se ho capito correttamente, domenica prossima 18 assemblea straordinaria della sede di Treviso. Se sei di Padova, Belluno, Conegliano e sei qua in visita, mi dispiace, ci saranno altre assemblee straordinarie nelle altre sedi. Il 25 domenica, che dicevamo prima, c'è assemblea generale della Chiesa, quindi tutte le sedi venite qua, qualunque membro che tu conosca, invitalo a venire. Scusate le notizie un po' a spezzatino, dovevo informarmi prima, ho fatto ritardo stamattina. Ci sono altre notizie? Altre cose? Perfetto, allora vi invito ad alzarvi, preghiamo il Signore che possa benedire questa settimana e che possa guidare noi e le nostre famiglie per i prossimi giorni. Signore, noi ti ringraziamo per questa parola, noi ti ringraziamo, Signore, per il Vangelo che ci libera, che ci salva, che ci ha portato dalla morte alla vita, Signore, che ci ha liberati dalle mani del maligno e, Signore, ci ha dato la tua salvezza. Ti preghiamo, Signore, che tu ci possa rendere testimoni di questa grande salvezza e che tu, Signore, possa salvare le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri colleghi, che il Vangelo si possa diffondere tutto attorno a noi attraverso la nostra predicazione, Signore. Salva le persone, ti prego, guidale alla tua presenza, alla tua parola, usaci come strumenti per questo. Benedici i nostri spostamenti, le nostre famiglie, i nostri lavori, Signore. Ti prego che nessun male accada su questa Chiesa e che tu possa sempre sostenerci con la tua presenza in ogni difficoltà. Nel nome di Gesù, amen. Che il Signore vi benedica e passate una meravigliosa settimana nella sua presenza. Perché è importante che tu cresca. Ciao. Il mio piacere in te, non sono degno di slasciare le tue scale.